Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Prima edizione ovviamente non vi lascia nemmeno nei giorni festivi. Siamo insieme con l'informazione in formato ridotto, termineremo alle 13:30, ma dobbiamo darvi tutte le notizie della giornata. Purtroppo si tratta di diverse notizie di cronaca, sono ormai diversi giorni purtroppo che ne parliamo e questa notte c'è stato l'ennesimo incidente mortale sulle strade del Veneto. Siamo a Porte Grandi, l'incidente è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina. Due auto si sono scontrate frontalmente. Partiamo da questa prima notizia di cronaca. Ha perso la vita Barbara Trentinaglia, una donna di 57 anni di Mestre, stava andando a lavorare al Tosano. Lo scontro in via Tezze, siamo all'altezza di Quarto d'Altino. L'incidente è avvenuto appunto tra due auto, uno scontro frontale sul rettilineo. La donna risiedeva a Mestre, sul posto i carabinieri di San Donà per i rilievi. È stato chiesto l'esame tossicologico all'autista dell'altra macchina, rimasto lievemente ferito. Si tratta di un giovane di appena 20 anni, stava tornando da Jesolo direzione Dese. Sul posto anche i vigili del fuoco. Purtroppo per la donna, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del SUEM, non c'è stato nulla da fare. La donna è morta sul colpo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9 di questa mattina. L'ennesimo incidente stradale, dicevamo, invece ancora nella Marca trevigiana la notte scorsa. Siamo a Castelfranco Veneto, mezz'ora dopo la mezzanotte. I vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Prai per un incidente stradale tra due auto, due i feriti. I pompieri arrivati dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza il teatro dell'evento ed estratto da un'auto un conducente rimasto incastrato. Entrambi i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM e trasferiti all'ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. E di incidenti purtroppo sulle strade della Marca, e non solo, stiamo parlando ormai da giorni. Ci sono 4 comunità sotto shock per la morte di Ludovico, Valeria e Dominga. L'incidente di 2 giorni fa, il ricordo di chi li conosceva e dice è una cosa spaventosa. Siamo riusciti a raccogliere delle testimonianze. Sentiamo. No, ma scherza, Ludovico? Sì. No, mamma mia, che tragedia. La notizia della tragedia sulla Treviso Mare e della morte di Ludovico Brunello arriva a Cavriè di San Biagio di Callalta, dove il 31enne viveva con la famiglia come un macigno. Il ragazzo abitava in questa villetta con i genitori, la mamma infermiera al Cafoncello, dove lavora anche il padre. In via Valdrigo, a poche centinaia di metri da dove ha perso la vita ieri pomeriggio Dina Zanatta, travolta da dei blocchi di cemento caduti da un tir. Il quartiere è ancora sotto shock per la tragedia della 76enne. Questa mattina si è trovato ad affrontare un altro profondo dolore. La famiglia Brunello era arrivata a Cavriè quando Ludovico, figlio unico, aveva 9 anni. I vicini lo ricordano così. Sì, si frequentava sempre con i miei figli, qua veniva spesso a giocare, sì, lo conoscevo bene. Dolcissimo, simpaticissimo, era... Mamma mia, che brutta cosa mi ha detto. Mamma mia, poveri genitori. È mancato da poco anche la mamma di lui, la nonna, mamma mia. I genitori oggi sono chiusi nel loro straziante dolore. Rispettato il dolore per il favore, capito il nostro di dolore, che è grandissimo, è una cosa spaventosa. Ludovico aveva frequentato l'istituto Alberini, dove era nata la sua passione per la cucina, ma amava molto anche viaggiare. Aveva trascorso un periodo negli Stati Uniti e sembra stesse progettando un altro viaggio, forse in Australia. Da qualche anno lavorava come chef nel pub Helmut di Treviso, dove aveva conosciuto Valeria Orsoni, 24enne, originaria di Castelfranco e che ora risiedeva nel capoluogo della Marca. Nel ristorante dove 2 ragazzi lavoravano nessuna ha voglia di parlare, lo shock è troppo grande. Sotto shock anche Asolo, dove abitava la 53enne Dominga Orsato, la terza vittima dello schianto di Roncade. Ferito il 56enne che viaggiava al suo fianco, molto conosciuto nell'asolano per la sua attività nel settore del trasporto persone. Voglio esprimere le condoglianze a tutta la sua famiglia, a tutti i suoi amici, a tutti i suoi parenti, non solo a nome
mio ma a nome di tutta la città. Sono 4 le comunità sconvolte da quanto accaduto. Oltre a Roncade, dove si è consumata la tragedia, ci sono Asolo, San Biagio e Treviso, dove le 3 vittime vivevano, ricordate dal sindaco Mario Conto in un post su Facebook. Ho appreso con tristezza la notizia della morte in un terribile incidente stradale di Ludovico, Valeria e Dominga. Ora è il momento del silenzio e della preghiera. A nome della comunità porgo le più sentite condoglianze alle famiglie, scrive il primo cittadino di Treviso. Per la collega di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon, sono ore difficili. Ieri sera era arrivata in via Valdrigo per portare la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia di Dina Zanatta e poche ore più tardi è tornata nuovamente qui dalla famiglia Brunello per incontrare i genitori di Ludovico. È stata un'altra tragedia che va a sommarsi a quella di ieri, che ci lascia di nuovo senza parole, perché sapere che un giovane ragazzo ha perso la vita in un tragico incidente, nonostante tutto quello che si cerchi di fare per quanto riguarda la sicurezza stradale, davvero la nostra vicinanza a tutta la famiglia. La tragedia ci porta ora a Bruxelles, dove nella notte è deceduta Anna Tuzzato, aveva 29 anni, lavorava come responsabile della comunicazione per una ONG e si trovava a Bruxelles da 2 anni, ONG che si occupa di agricoltura biologica. Era andata a vivere per questo nella capitale belga di Etterbeek, un comune alle porte di Bruxelles. È stata trovata morta nel suo appartamento dai vigili del fuoco a causa di un rogo le cui cause sono ancora sconosciute. Anna Tuzzato aveva 29 anni ed era di Fiesso d'Artico. Si era laureata in comunicazione a Padova. Lascia i genitori e 2 sorelle. Pare che Anna sia morta nel sonno. Le fiamme si sono sviluppate dalla cucina al pian terreno, una casetta belga a 3 piani che ospitava diversi alloggi. Queste sono le foto che arrivano proprio da Etterbeek. Aveva la stanza da letto al 2° piano ed è lì che è stata trovata morta a causa del fumo che presto ha raggiunto la parte alta della sua abitazione. E poi c'è stato un allarme bomba, siamo a Venezia, la notizia battuta da tutti i quotidiani locali. Questa è la pagina del Gazzettino. La stazione di Venezia è stata fatta evacuare questa mattina alle 9:50 per consentire l'arrivo degli artificieri. La circolazione dei treni tra Mestre e Venezia è stata sospesa, l'allarme è rientrato poco dopo le 11, ma insomma evidentemente i disagi sono stati notevoli. Allora, noi abbiamo ancora tante notizie da darvi. Una notizia tragica che però ha un lieto fine, quella del salvataggio di un giovane che era rimasto incastrato all'interno della sua auto. Ieri c'è stato, l'altro ieri, una bomba d'acqua che ha colpito tutta la zona della Pedemontana, la sua auto trascinata via dalla corrente del Muson dei Sassi. Peraltro è prevista una nuova allerta meteo per questa sera. Vi facciamo sentire le parole del giovane che è stato salvato dai carabinieri. Quando hai sentito la mano del carabiniere che ti prendeva, cosa hai provato? Ho baciato la mano. Io gli ho baciato la mano. Ha baciato le mani che l'hanno preso prima che la corrente del fiume se lo portasse via. Il 30enne Cristian Zilio deve la vita a questi 2 carabinieri che ieri notte sono intervenuti in questo tratto del Muson dei Sassi. Siamo verso le 23 in via del Maglio a Villa d'Asolo e Cristian sta tornando a casa dopo il lavoro alla guida della sua Range Rover. Sceglie di percorrere questa strada stretta e senza illuminazione. Da poco si è calmato un nubifragio e a lato il fiume è in piena. Appena la ruota ha toccato l'erba, la macchina mi è proprio portato fuori. A questo punto il SUV si capovolge e sprofonda nel fiume con l'acqua che inizia ad entrare nell'abitacolo. Là ho visto la morte in faccia, perché quando vedi l'acqua entrare non si respira più. Ho tentato di mantenere la calma, ho fatto un lungo sospiro. L'ha urlato tante volte: non voglio morire, ha urlato forte. Ci vuole veramente istinto, forza di volontà per uscire in quelle situazioni. Sì, un attimo riuscire a mantenere la calma, quei secondi che mi sono bastati per almeno avere la lucidità di abbassare il finestrino, prendere un colpo d'aria e passare sotto. Pochi secondi prima che la corrente fortissima si portasse via l'auto. Era così forte l'acqua. Ma guardi, ha portato via tutto, e anche una macchina da 15 quintali, trasportarla per quasi 1 chilometro vuol dire che la corrente era molto 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 forte. A quel punto l'istinto porta Christian a cercare un appiglio. Per fortuna ho trovato un ramo, perché nel primo che avevo trovato si è spezzato e sono andato in giù ancora. Per fortuna ne ho trovato uno che sono riuscito ad appendermi
e sono stato là in balia dell'acqua, della corrente. Ho urlato che adesso non ho neanche più la voce, ho urlato come un forsennato e per fortuna ci sono delle persone molto qualificate che mi hanno salvato la vita per l'ennesima volta. Li ringrazio e li ringrazio tanto perché hanno rischiato la vita anche loro. Le urla di Christian vengono sentite da un residente che allerta i carabinieri di Asolo. Lì abbiamo sentito delle urla, delle richieste di aiuto, le abbiamo seguite addentrandoci nel buio e lì abbiamo trovato l'automobilista che era ancora in acqua. Con l'aiuto di una torcia siamo riusciti a individuarlo in acqua aggrappato a un ramo. Solo vedendo con la luce del giorno il percorso che hanno fatto i 2 carabinieri ci si rende conto della difficoltà del soccorso. Ma non c'è tempo per attendere rinforzi, così i 2 militi dell'Arma decidono di agire. Non potevamo aspettare altro tempo e quindi il primo a tuffarsi in acqua sono stato io, aggrappandomi a un ramo e poi il mio collega, anche lui si è tuffato in acqua e siamo riusciti a portarlo su e a tirarlo in salvo. Arriva un'ambulanza che carica Christian con una spalla lussata per le botte e numerosi graffi in tutto il corpo, ma vivo, mentre i 2 carabinieri vengono portati all'asciutto dai colleghi giunti in rinforzo dalla stazione di Asolo. Oggi l'incontro voluto da Christian Zilio per ringraziare pubblicamente chi l'ha salvato. Vi ringrazio per la prontatezza, per il coraggio che avete avuto nel salvarmi la vita. Siete stati veramente degli eroi. Perché ci vuole tanto coraggio per buttarsi nel buio tra questi rami e finire nella corrente di un fiume in piena. Non avete avuto un po' di paura? Paura no, è il nostro dovere questo e quindi abbiamo pensato a salvare una vita umana. Gesto eroico dei militari dell'Arma e il maltempo che continua ad abbattersi sul nostro territorio dopo peraltro diversi mesi di siccità. Dalle 17:30 di ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati con diverse squadre per interventi dovuti al violento temporale che ha interessato tutta la zona pedemontana del Trevigiano. Interventi per piante e rami pericolanti, rimozioni di ostacoli alla circolazione, pali pericolanti, allagamenti tra Conegliano, Nervesa della Battaglia, Volpago, Susegana, Vittorio Veneto, Montebelluna e Trevignano. Sono stati eseguiti 20 interventi, 5 quelli che sono finiti in tarda serata e purtroppo, come da bollettino meteo, c'è una nuova allerta della Protezione Civile per questa sera. Proviamo a parlare di estate nonostante questi episodi di maltempo e lo facciamo con il primo ospite di questa nostra prima edizione, Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale Confcommercio. Dania, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E grazie per averci raggiunto. Proviamo a parlare di estate perché in realtà i dati del vostro osservatorio sono dati estremamente positivi. Dopo diversi anni di Covid la ripresa evidente c'è stata e lo stiamo vedendo sia dal punto di vista turistico, ad esempio nella nostra Marca Trevigiana, ma anche diciamo per i consumi, voglio dire quelli di beni di prima necessità, no? C'è una ripresa. Che cosa dice il vostro osservatorio per quest'estate? Migliora il clima di fiducia delle imprese del terziario nella Marca Trevigiana e nella provincia di Treviso rispetto all'andamento dell'economia della propria impresa, sia nel momento congiunturale in cui è stata effettuata la ricerca, che è di pochissimi giorni fa, sia rispetto alla visione del primo semestre dell'anno. Per l'estate invece questi segnali sono incoraggianti e fanno prevedere un boom vero e proprio. I motivi di questo boom si ricercano dall'attesa rispetto ai ricavi, che è rilanciata, e anche dalla stessa occupazione, dall'andamento molto buono dei ponti che si sono conclusi con il ponte del 2 giugno. L'abbiamo visto tutti come siano state invase le località turistiche, ma non solo, i centri d'arte, le nostre aree verdi, il turismo lento. Ci sono tutta una serie di riscoperte molto, molto positive. Sono tornati i turisti e sono tornati gli stranieri, anche se mancano i turisti, mancano i russi e mancano gli asiatici. Le attese sono molto buone appunto per l'estate, c'è anche un rilancio per questo motivo dell'occupazione. Occupazione che vede
anche diciamo una partecipazione dei giovanissimi che magari proprio perché le scuole sono oggi praticamente terminate si affacciano al mondo del lavoro per cercare di fare qualcosa per la stagione estiva. Sono 16-17 anni che ritornano a cercare un piccolo lavoro per avere, anche se parziale, una autonomia e per magari economica, per magari soddisfare qualche loro capriccio, il desiderio magari di un viaggio studio piuttosto che la moto e il motorino, piuttosto che qualcos'altro che sta a loro particolarmente a cuore. Quindi questo è un segnale sicuramente incoraggiante, pur rimanendo le difficoltà a reperimento dell'occupazione, soprattutto quella specializzata formata, che sono temi di grande attualità che ci porteremo avanti anche nei prossimi anni. Va detto però che questo è un segnale incoraggiante. Insomma, lei ci sta raccontando un settore estremamente vivo, estremamente frizzante, che quindi è anche per questo alla ricerca di personale, proprio perché i turisti sono rientrati, sono ritornati e in qualche modo lo stiamo vedendo nelle città, la voglia anche di vivere i consumi che nonostante l'inflazione comunque mantengono i dati, insomma, che siamo abituati a conoscere, e un mondo del lavoro capace di accogliere anche i giovanissimi con l'estate alle porte, quindi i giovanissimi che si stanno affacciando al mondo del lavoro, perché sono tanti i lavori stagionali che si offrono, no? Quali sono i lavori che sono un po' più in difficoltà dal punto di vista occupazionale, per i quali è previsto come dire, una professionalità maggiore? Diciamo che i settori che stanno trainando la ripresa sono la distribuzione al dettaglio alimentare, sono i pubblici esercizi, quindi ristoranti, caffetterie, bar, pasticcerie, e il settore alberghiero. Questi principalmente stanno trainando la ripresa, che comunque si verifica un po' in maniera diffusa, e ovviamente essendo questi i settori che trainano sono anche quelli tra i settori che cercano manodopera. Il personale è sicuramente un tema importante, però nonostante questo si registra un miglioramento, un aumento della demografia di impresa, per cui nei primi mesi del 2023 sono nate più imprese rispetto a quante ne sono nate nello stesso periodo del 2022. Mentre nel turismo in particolare è addirittura raddoppiato il numero delle imprese nuove nate, mentre frena decisamente decelera in maniera importante la chiusura delle attività. Quindi c'è una stabilizzazione soprattutto trainata. Molto positivo. C'è qualcosa che ci differenzia rispetto magari a altri territori, insomma, del nostro paese? Allora, secondo l'osservatorio congiunturale che analizza proprio lo specifico le imprese, circa 800 imprese del nostro territorio della provincia, diciamo che gli indicatori dei ricavi è in aumento ed è previsto in aumento per il prossimo trimestre, che porterà il dato a 53, che è un dato molto buono, superiore alla media nazionale, superiore a 50, che è il dato atteso per considerarsi, diciamo, in una fascia di ricavo importante e soddisfacente. Quindi da questo punto di vista ci sono indicatori che confermano la ripresa sia dal punto di vista dei ricavi che dalla tenuta dell'occupazione, che anzi è in forte espansione, e secondo Eurostat nel nostro territorio non abbiamo mai avuto un'occupazione così a livelli così alti, anche se va detto che l'Italia rimane comunque distanziata di 10 punti rispetto alla media europea, che diventano 14 punti per le donne e 15 di distacco per i giovani. E quindi, insomma, in questi 10 punti che cosa c'è dentro? C'è un recupero importante che va fatto in termini di rapporto con gli istituti di credito. Noi usciamo da un periodo dove i problemi di crisi finanziaria internazionali li abbiamo vissuti tutti, ma restando nel territorio della nostra provincia non possiamo dimenticare che abbiamo vissuto da pochi anni il crack di Veneto Banca, il crack della Banca Popolare di Vicenza, due colossi finanziari, o perlomeno tali venivano spesi agli occhi dei cittadini, che sono stati polverizzati letteralmente in pochissimi anni, dal 2012 al 2017, portandosi dietro con sé una serie di risparmi dei nostri associati e dei cittadini in generale. Questo è stato uno degli elementi che ha penalizzato un pochettino il rapporto banche-imprese. In questo senso però sicuramente come Confcommercio abbiamo intrapreso un ruolo che stiamo portando avanti con determinazione di facilitatori
di accesso al credito, perché soprattutto dopo la pandemia è assolutamente importante recuperare il rapporto banche-imprese, che torna ad essere uno dei forti elementi di volano di sviluppo e di crescita del nostro territorio. Abbiamo come braccio operativo, come organo di Confcommercio, Fidimpresa, che è appunto il braccio operativo che intercetta quali sono le esigenze dei nostri associati in termini di idea di impresa e di progetto di sviluppo economico con le esigenze della banca, per arrivare preparati nella migliore condizione possibile all'inizio dell'iter. In questo senso è stato fatto pochi giorni fa un convegno proprio dal titolo Banche e Imprese, è stato molto partecipato, e da questo punto di vista, anche come esperienza personale di imprenditore che io stessa ne ho fatto volentieri, ne ho avuto bisogno, è stato sicuramente un elemento determinante per l'avvio proprio anche dell'ultima mia attività di impresa aperta tra una finestra e l'altra della pandemia. Anche perché nei settori quello diciamo della FIPE, con i pubblici esercizi, è un settore insomma, soggetto a dei picchi stagionali, quindi non si ha sempre la garanzia dei ricavi a fine mese, non si ha sempre quel tipo di garanzia lì, e quindi immagino che l'accesso al credito possa essere necessario in determinati periodi dell'anno. Sì, questo accade, e nella maggior parte dei casi in percentuale. Allora, diciamo che in linea di massima l'accesso al credito è comunque quasi sempre possibile, soprattutto attraverso appunto la facilitazione degli organi che ci sono messi a disposizione degli associati, come Fidimpresa che ho appena citato, ma è anche altresì vero che diventa importante ristrutturare i debiti già esistenti o comunque facilitare la liquidità di cassa, perché ci sono appunto picchi di lavoro molto sofferti, come può essere l'estate, poi non è sempre estate e non è sempre sabato o domenica. Quindi che cosa accade? Che la maggior parte delle domande vengono accolte, viene dato fiducia e viene erogato il credito alle imprese. Nella maggior parte dei casi si tratta di liquidità per cassa e nuovi investimenti. Va detto che sì, l'attesa per il fatturato del 23 è quello di arrivare ai livelli del 2019, cioè l'anno prima della pandemia. Questo è un buon segnale sicuramente di ripresa. Nello specifico dei pubblici esercizi però attenzione, perché comunque gli utili rimangono ancora un pochino bassi per il fatto che gli aumenti che ci sono stati sono assolutamente sotto soglia rispetto al livello di inflazione. Ecco, ci aiuti un po' a capire questo tema. Io le leggo un'ANSA che è arrivata da poco: gelati più cari del 22%, prezzi più alti a Firenze. Va bene, comunque è un'associazione di consumatori no profit che ha fatto il conto, no? Gelati più cari del 22%, ma insomma come consumatori ce ne siamo accorti un po' tutti che i prezzi sono aumentati, e sono aumentati dopo la pandemia. Dal punto di vista dei consumatori c'è anche un diffuso malumore in questo senso. Ci aiuti un po' a interpretare questi prezzi che sono saliti e che non torneranno più come li abbiamo conosciuti? C'è stato un forte esercizio di responsabilità in generale dalle imprese, perché accade questo, che noi viviamo in una situazione di economia in cui tecnicamente avremmo potuto essere in recessione, ok? Tutta l'economia del nostro territorio, non sto parlando solo del turismo, della ristorazione nello specifico, in generale avremmo potuto essere tecnicamente in recessione. Questo non accadrà. Nell'Assemblea Nazionale Confcommercio, io torno da Roma, si è tenuta mercoledì, il nostro Presidente nazionale ha rassicurato: le attese per il PIL è di segno positivo, si attesterà intorno all'1, poco più dell'1%. Questo è un ottimo dato positivo, perché le difficoltà sono state una dietro l'altra negli ultimi anni. Allora, prima c'è stata la pandemia, poi abbiamo il conflitto russo-ucraino, che ha scatenato il rialzo dei prezzi delle materie prime, il quale a sua volta ha svegliato la scintilla inflattiva. Noi avevamo prima del Covid un'inflazione che stava intorno al 2%, era arrivata al massimo al 4%. Dopo la scintilla che ha scatenato quest'anno i prezzi, che a ricaduta hanno portato agli aumenti, l'inflazione è arrivata al 12%, ha superato la soglia delle 2 cifre. Oggi di positivo c'è che l'aumento dell'inflazione frena e stiamo all'8,4% ad oggi.
Nessuno ha aumentato i propri listini dell'8%, men che meno del 10 o del 12, quindi è evidente che in buona parte gli aumenti che invece abbiamo sopportato e incassando i colpi dei nostri fornitori non sono stati riversati nel prezzo di listino finale, in attesa di tempi migliori che in effetti stanno arrivando, proprio perché una volta che i listini vengono ritoccati difficilmente, come dicevi correttamente, è difficile tornare indietro, difficilmente si torna indietro. Quindi bene, i fatturati saranno sicuramente molto buoni, atteso addirittura proprio un boom. Attenzione che invece gli utili sono un'altra cosa, perché saranno contratti da questa differenza, perché gli aumenti sono stati inferiori. Quindi aumenti dei fornitori, costi comunque dell'energia alti, perché voi immagino, torno sempre nel settore diciamo dei pubblici esercizi, ma perché magari sono aumenti che anche i nostri consumatori percepiscono vivi, i weekend che vanno fuori a bere il caffè, li sentono insomma sul loro portafogli, costi di frighi accesi, di forni, insomma i costi comunque rimangono alti. Rimangono alti e bisognerà fare assolutamente attenzione al numero di servizi che si prestano ai clienti, cioè tenere aperto 3 servizi al giorno dovrà essere necessariamente valutato. Aprire colazione, pranzo, cena potrebbe non essere conveniente, motivo per cui se si trova una saracinesca abbassata o si vede l'apertura del locale differita di un'ora o si vede la chiusura di un giorno in più e magari il mantenimento di un orario tutto l'anno dal giovedì alla domenica, non deve assolutamente, cioè può fare colpo, però di fatto è un'esigenza puramente economica proprio per far fronte agli aumenti che comunque abbiamo subito e subiremo, perché anche dall'indagine recente del nostro osservatorio congiunturale non c'è attesa diversa, cioè siamo consapevoli che riceveremo i aumenti continui da parte dei nostri fornitori, questo è dato per certo, e quindi di conseguenza se non vogliamo riversare tutto direttamente nel prezzo di vendita finale al consumatore, cosa che probabilmente taglierebbe fuori una buona parte dei nostri clienti, bisogna evidentemente agire su altre leve che possono essere l'orario, il numero dei servizi o anche la capienza media o una serie di altre iniziative. Quindi ci aiuti a capire, Dania, la ricerca di personale nasce dal fatto che tante persone hanno scelto di dimettersi e non ci sono più, o perché si ha una buona fiducia nei confronti di quest'estate e quindi la previsione è positiva, siamo consapevoli di aver bisogno di un cameriere in più piuttosto che di una commessa in più? Sono vere ambedue le cose. In realtà c'è stato in Italia, parliamo di come pubblici esercizi 300.000 imprese e la stima è che manchi comunque una fetta importante di personale che probabilmente comunque non si troverà, non si reperirà soprattutto quello maggiormente formato per una serie di ragioni. C'è stato comunque un fuggi-fuggi durante il periodo di pandemia che è stato in buona parte recuperato, quindi c'è un ritorno all'esperienza nel mondo della ristorazione, del food and beverage in genere, anche se non è colmato completamente la domanda. Questo anche perché oggi viviamo un'assenza di giovani che numericamente, lo ricordo, l'abbiamo ancora detto, ma questo è un argomento che porteremo avanti per molti anni. Oggi ci sono 4 volte di meno i giovani degli anni 90. Okay, quindi numericamente i giovani sono molti di meno e lo saranno anche negli anni. Un tema di denatalità, insomma. C'è una denatalità, motivo per cui è assolutamente importante leggere in maniera positiva che i giovanissimi si rivolgano al mondo del lavoro, di qualunque settore si parli, e l'auspicio è che proprio da queste primissime esperienze con i giovanissimi si possa costruire in loro quella fiducia e quella stima reciproca fra parte datoriale e parte mondo del lavoro, proprio perché questi giovani apprezzino il nostro territorio, rimangano ancorati nelle nostre realtà territoriali, che spesso non sono così terribili come vengono descritte e non sono sempre così belle e migliori rispetto all'estero, e proprio evitando che ci sia la fuga di giovani in cerca di una vita, un mondo migliore, che a volte si trova, a volte all'estero anche non si trova. Ecco. Senta, c'è una buona collaborazione con le scuole, insomma, soprattutto i ragazzi che escono dalle scuole professionali poi sono i primi, no, che vengono a lavorare nel mondo del terziario. C'è ancora qualcosa che si può fare secondo lei in più? Rimane assolutamente determinante l'incontro
incontro con la collaborazione con gli istituti scolastici, assolutamente fondamentale, con il quale abbiamo recuperato un'ottima sinergia anche in questi anni post pandemia. È assolutamente fondamentale rimanere ancorati al mondo dei giovani, alle esigenze dei giovani, a come loro interpretano il mondo del lavoro, che non è più il modo in cui lo interpretavamo noi o i miei genitori, ancora meno. Oggi nel mondo del lavoro diciamo che i dipendenti devono essere considerati un po' come i clienti, non nel senso che abbiano sempre necessariamente ragione, perché non è così neanche per i clienti, ma nel senso di essere assolutamente coinvolti, capiti nelle loro esigenze, cercando di andare loro incontro nel modo migliore possibile, che non è sempre soltanto economico, proprio per capire quali sono le loro esigenze di conciliazione rispetto ai tempi di vita, di lavoro, di tempo libero, di famiglia, laddove la famiglia c'è. E quindi insieme a questo tema delle scuole va sicuramente battuta ancora la strada della defiscalizzazione. Ho letto con piacere, spero che appunto venga tradotto in legge la notizia battuta su ANSA l'altro ieri di un aumento del 15% per chi farà lavoro notturno nel periodo stagionale, della stagione che parte in questi giorni fino a settembre, oppure anche degli straordinario, per dare da parte del governo proprio un gettone in più che aiuti anche dal punto di vista economico in maniera rapida e veloce, senza dover attendere i rinnovi contrattuali che hanno dei tempi più differiti. Sono poche le persone che si offrono per fare un lavoro notturno oggi? È difficile trovarli? È più difficile che in passato, sì, è più difficile che in passato ed è motivo anche di alcune scelte di considerazione rispetto anche all'inquadramento degli orari che si vogliono proporre, il tema che affrontavamo prima. Probabilmente questo potrà essere un'opportunità per chi ha bisogno veramente di un lavoro, e questo non sarà proprio così raro, perché se l'inflazione galoppa e se gli stipendi rimangono quelli che sono, è chiaro che per le famiglie che hanno, per le imprese che hanno finanziamenti o mutui prima casa o cose del genere, ci si trova ad avere centinaia di euro in più di interessi passivi al mese da un giorno all'altro, e quindi queste sono contrazione importante. Se c'è una disponibilità fissa per chi ha dei redditi fissi, è chiaro che ci sarà necessità di nuovi lavori, e queste realtà che vanno veramente in cerca di lavoro con urgenza potranno essere sicuramente una risposta alle proprie esigenze economiche. Perché lavoro ce n'è, insomma è evidente, no? È un po' il messaggio che stiamo lanciando. Dania, grazie per essere stata con noi, Presidente dell'Unione Provinciale Confcommercio, in questa domenica che in qualche modo lancia un'estate che è destinata ad essere un'estate da record, no? Per il settore del terziario, quindi ovviamente buon lavoro a tutti gli operatori che in qualche modo lei oggi con la sua presenza ha rappresentato. Grazie. Grazie a voi tutti. Grazie Dania Sartorato. Io saluto e ringrazio invece il Presidente nazionale dell'AI, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Buongiorno Giuseppe Toro. Buongiorno a voi, grazie di aver invitato. La ringraziamo noi della sua disponibilità. Se non sbaglio lei è in collegamento da Pordenone in questo momento. Noi con la sua presenza vogliamo lanciare Sognando Itaca, che è un progetto che appunto è partito ieri e andrà avanti fino al 23 di giugno. Adesso chiedo alla regia di far vedere qualche fotografia. Ce lo racconta, Presidente, questo progetto, un progetto importante? Sì, un progetto molto importante, è la ripresa di una idea che è partita nel 2006, poi si è un po' fermata per via della pandemia. Quest'anno abbiamo ripreso, e abbiamo ripreso anche con un grande entusiasmo di tutte le realtà che toccheremo. È partita ieri da Trieste, quindi sarà nell'Adriatico dal 10 al 23, quindi la barca concluderà il suo viaggio a Taranto. Cosa vuol dire Sognando Itaca? A chi si rivolge? Beh, è un progetto che è dedicato ai nostri pazienti che, superata una malattia importante come la leucemia, che li ha anche sconvolti psicologicamente, riprendono la vita.
devono riprendere la vita con le sue insidie, con le sue difficoltà, con la necessità di decidere. Bene, la vela è sicuramente una specialità che si presta a tutte queste indicazioni. Non è certamente la sola, ci sono anche tantissime altre attività. Ma Itaca, per riferimento all'eroe medico, significa che quindi le insidie, le difficoltà, però raggiungere Itaca, quindi raggiungere l'identità persa, l'identità di un tempo e continuare a fare una vita assolutamente normale. Questa è un po' l'idea che dette vita nel 2006 a questo progetto. Quindi un po' come Ulisse, Presidente, che ha dovuto affrontare il mare aperto. Itaca è anche questo sostanzialmente. Certamente, il mare aperto, quindi un riimmergersi nella vita di ogni giorno, affrontare le difficoltà, superare un grosso handicap, cioè la comunicazione di una malattia come un tumore del sangue, ma anche un tumore solido, colpisce il paziente in maniera pesante. Quindi la ripresa è fondamentale. Ecco, noi dell'AIL seguiamo anche questo aspetto, non solamente con questa iniziativa, ma con tante altre iniziative alle quali diamo la stessa importanza della cura. Ecco, io ricordo che il messaggio che portiamo avanti come AIL è proprio quello, curare, che poi è la cosa fondamentale, ma allo stesso tempo prendersi cura del malato, che ha la stessa importanza del processo terapeutico. Grazie Presidente, intanto abbiamo visto le fotografie, allora ci ricorda un po' le tappe della barca? Le tappe appunto sono le tappe dell'Adriatico, quindi avremo, oggi la barca arriva a Venezia, poi girerà a Ravenna, Pesaro, Ancona, Pescara, e poi scenderà a Brindisi e poi finirà il suo percorso a Taranto. Bene, volevo anche aggiungere un'altra cosa, che la barca incontrerà il mare della nostra nazione, quindi avrà di fronte tutte le criticità, tutti i problemi che oggi ha il mare, oggi ha il nostro ambiente. E quello dell'ambiente è uno degli argomenti che noi stiamo seguendo, perché dall'ambiente partono purtroppo tante cause che portano alle malattie, anche malattie tumorali. Quindi sia domani a Venezia che a Pesaro avremo delle iniziative, delle conferenze stampa molto importanti con ecologisti, nutrizionisti, ambientalisti che appunto affronteranno il problema della malattia del mare, la plastica e tutto quello che ci sta attorno. Perché è giustamente un ambiente sano, no? È anche una forma di prevenzione anche per l'essere umano. Presidente, grazie per essere stati con noi, in bocca al lupo per questo bel viaggio, per questo bel progetto che coraggiosamente portate avanti. Giuseppe Toro, arrivederci, Presidente nazionale dell'AIL con noi, grazie. Grazie Presidente. Allora noi andiamo in pubblicità, tra pochissimo parliamo del Pride che sarà a Treviso il 17 di giugno. Vi abbiamo fatto vedere le immagini del Pride di Padova, il racconto delle polemiche che quello del Lazio ha scatenato con il patrocinio della Regione che è stato tolto. Ne parleremo qui con due associazioni, con due famiglie. Tra poco. Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione in diretta rigorosamente, ancora buona domenica a tutti voi. La cronaca in apertura di questa nostra edizione del notiziario, poi il passaggio sul settore del terziario con la fiducia delle imprese. Avete visto il tasso occupazionale, uno dei più alti di tutta Italia per la marca trevigiana. Adesso vediamo un altro appuntamento che è quello del Pride che si terrà a Treviso il 17 di giugno. Di Pride ne stiamo parlando da diverso tempo, abbiamo
abbiamo visto quello che si è tenuto a Padova circa una decina di giorni fa, e questo weekend invece quello che si è tenuto a Roma, con la famosa polemica della Regione Lazio che toglie il patrocinio al Pride dopo averlo concesso, e insomma la difficoltà, diciamo, di dialogo tra gli organizzatori di una manifestazione e l'amministrazione comunale, la politica, le istituzioni. Vi presento i nostri ospiti. Michela Nieri, portavoce del coordinamento LGBTE. Buongiorno, l'ho nominato giusto, Michela? Sì, giusto. Ok, adesso vediamo se riesco a nominare il suo nome giusto. Irina Sciaparava, referente famiglia Arcobaleno in Veneto. Esatto, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, parto da lei, Michela, ovviamente volto politico della città di Treviso, il racconto di una città come quella di Padova, dove l'amministrazione comunale è scesa e ha partecipato a questa grande marcia delle famiglie arcobaleno, poi ha partecipato al Pride. Quello che è accaduto in Lazio, a Treviso c'è una sorta di laboratorio sperimentale, un dialogo che è in corso, perché il comune ha dato il patrocinio a un festival che si chiama Cupido. Non l'ha dato al Pride del 17. Sì. O non è stato chiesto addirittura? No, quest'anno non è stato chiesto il patrocinio, perché appunto stiamo cercando di fare un esperimento e abbiamo deciso di sottoporre ai vari enti, ai partiti, alle amministrazioni, agli enti economici una carta di intenti. Cioè vorremmo che l'impegno che si assumerà con la firma, non faccio un esempio, un sindacato, un'amministrazione o un partito, venga preso e venga mantenuto nel tempo. Chiedere il patrocinio in sé per sé è la richiesta di un riconoscimento della città, ma esclusivamente per quella giornata. In realtà il popolo LGBT ha bisogno di un riconoscimento che vada nel tempo, ha bisogno che siano creati dei progetti che vengano portati avanti nel tempo, non solo nella giornata del Pride. Questo riconoscimento oggi non c'è? No, oggi non c'è, soprattutto con un governo così di destra. Diciamo che in questo momento i diritti sono stati messi un po' diciamo in discussione, soprattutto anche i diritti delle persone LGBT+, è molto lunga la sigla, e in particolar modo, per questo abbiamo sentito anche l'esigenza proprio di questo Pride, i figli delle coppie omogenitoriali che in questo momento non vengono registrati. Oppure le amministrazioni comunali che li hanno registrati, caso Padova, hanno richiesto le carte in tribunale, le famiglie dovranno presentarsi in tribunale, c'è la possibilità che dei figli che fino a prima hanno avuto due mamme ora ne possano avere una sola, dei fratelli che prima erano tali non lo siano più. Chiedo questo a lei, Irina, referente del coordinamento delle famiglie arcobaleno in Veneto. Siete tanti. Che cosa state vivendo in questo momento? Cioè, quali sono gli effetti su queste famiglie dell'azione di governo che abbiamo visto? Gli effetti concreti poi alla fine. Stiamo vivendo nell'incubo, perché con l'arrivo della destra al governo noi sapevamo di non andare avanti, di non avanzare nei nostri diritti e al massimo aspettavamo un freno. Invece andare indietro, quindi con la possibilità di far perdere uno dei due genitori a un bambino che attualmente ha 6 anni e quindi è assolutamente cosciente di quello che sta succedendo, è davvero grave, e so che tutti i nostri genitori stanno attendendo l'arrivo della raccomandata, che potrebbe arrivare come anche non potrebbe, però insomma si teme il peggio, visto anche quello che sta succedendo in Parlamento. Tutta la comunità LGBT è preoccupata per le leggi che vengono applaudite nelle Camere del Parlamento, e siamo preoccupati anche per il palinsesto mediatico che viene dato al governo di destra, quando invece noi non abbiamo la possibilità di contrabbattere. Quindi l'opinione del pubblico è tale che non riconosce il problema delle nostre famiglie, in quanto pensa che avendo l'unione civile noi siamo a posto, quindi noi possiamo adottare i nostri figli, anzi adottare i figli, noi possiamo adottare i figli altrui, abbiamo tutti gli altri diritti di qualsiasi altra coppia sposata. Lei ha parlato di governo di destra, però insomma quando c'era la sinistra al governo comunque non c'è
stata la possibilità di definire un percorso univoco per tutti, perché ad esempio l'amministrazione comunale di Padova ha consentito la registrazione, a Treviso succedeva altro, cioè comunque era un paese particolarmente diviso, quindi nemmeno, lo chiedo a lei Michela, nemmeno in realtà la sinistra ha messo in piedi una norma. Io sono stata anche abbastanza contraria alle unioni civili, perché secondo me la cosa giusta sarebbe il matrimonio egualitario, e lo dico da persona che, guardi, non ha nessuna intenzione di sposarsi, però è giusto che il matrimonio sia egualitario. Questo, dare la possibilità di unirsi civilmente, ha assoppito un po' gli animi, quando secondo me invece una lotta importantissima sarebbe proprio quella di tornare in campo proprio per il matrimonio egualitario, e perché anche con le unioni civili si dà sempre quell'idea di persone di serie A e persone di serie B, che nel 2023 francamente trovo una cosa disgustosa. Il governo di destra accentua questa cosa, è vero che la sinistra non ha fatto abbastanza, e io ha lasciato abbastanza le decisioni, poi di fatto diciamo che con la scusa che non avrebbero avuto la maggioranza probabilmente non hanno combattuto abbastanza. Secondo me è meglio forse continuare una lotta e cercare di arrivare a un risultato serio, piuttosto che fermarsi per avere ad un compromesso, per avere qualcosina. Io la vedo personale. Prego Irene. Il punto cruciale sarebbe la gestazione per altri, è quella che viene tirata fuori sempre in qualsiasi occasione quando si parla di diritti della comunità LGBT. Che ha creato problemi in Lazio. Esatto, è quella che viene posta proprio all'apice di tutti i problemi che dividono sia la sinistra sia la destra. Ma in verità non si tratta solo della GPA, della gestazione per altri, perché questo è solo uno delle possibilità per arrivare alla genitorialità. Qui la legge che sta per essere approvata lederà non solo le coppie omogenitoriali composte da due padri, ma soprattutto lederà qualsiasi altra coppia che ha voglia di ricorrere, anzi non ha voglia, ha necessità di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita per poter coronare il proprio sogno di avere il figlio. Che poi tra l'altro sono anche coppie, voglio dire, maschio o femmina, no? che ricorrono. Il 98% delle coppie che ricorrono alla gestazione per altri sono coppie eterosessuali. Quindi questo fa un po', diciamo, arrabbiare anche il mondo LGBT, perché la destra strumentalizza questa cosa questa istituzione della gestazione per altri, quando in realtà è proprio una cosa marginale. Poi perplessità sulla gestazione per altri possiamo averle tutte, però non è il centro del problema. Esatto. Invece viene strumentalizzata questa cosa per portare avanti la negazione di diritti che invece ormai anche le persone, diciamo i cittadini, riconoscono, e quindi non si capisce perché sempre in Italia la politica debba arrivare 20 anni dopo. Intanto vi faccio vedere, questa è la foto dell'amministrazione comunale quasi al completo, il sindaco Giordani, vice sindaco, assessore alle attività produttive, assessore alle politiche sociali, con Zan, il famoso padre del DDL Zan. Questa foto risale al 3 di giugno, quindi davvero sono pochi giorni fa. C'è un'amministrazione comunale al completo. Il Pride di Treviso questa foto non la vedrà, non potrà esserci. Non si sa mai. Non si sa mai. Basta credere nei miracoli. Ma cos'è il Pride? Proviamo a spiegare a chi ci sta ascoltando perché il Pride, perché poi tra l'altro il direttore del TG1, se non sbaglio, ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti alcuni giorni fa, raccontando il Pride come insomma una manifestazione folcloristica. Insomma, non ha utilizzato parole dolci. Sì, ma nemmeno parole, voglio dire, di comprensione. Allora, proviamo a raccontarlo che cos'è il Pride e perché il Pride. Il Pride nasce negli anni 70 e nasce perché in America, soprattutto nello stato di New York, i poliziotti avevano, lo racconto in maniera fiabesca, il vizietto di entrare nei locali dove si trovavano gli omosessuali e picchiare così a caso, fare queste retate divertendosi sulle vite di queste persone. Un giorno, esattamente il 27 giugno del 69, finalmente il popolo gay, perché era solo esclusivamente il popolo gay, decide di ribellarsi. Da lì nasce l'orgoglio gay,
che poi prosegue nella storia con i vari Pride, che all'inizio si chiamavano Gay Pride, per diventare adesso Pride, cioè orgoglio. Noi siamo orgogliosi e vorremmo, ma tutti, io parlo da cittadina, assolutamente cittadina, e punto, senza mettere delle etichette, vorremmo una società libera dove ognuno possa scegliere di vivere la propria sessualità e la propria vita amorosa come crede, e questo penso che sia un sintomo semplicemente di civiltà. Non sono le coppie, diciamo, ad esempio le coppie omosessuali a essere incivili, sarebbe solo un sintomo di civiltà. Dare diritti alle persone è dare, togliere e togliere. Quindi... diritti che poi magari nella vita di fatto sono riconosciuti, no? Perché figli di coppie arcobaleno vanno a scuola, queste divisioni, queste discriminazioni poi tra ragazzi non esistono. No, in verità io sento tantissimi padri che con i bambini più grandi, adesso se passa la legge che è stata presentata, sono preoccupati per il bullismo che si incontreranno a scuola, perché i nostri figli, se passa la legge, diventano figli di un crimine, quindi sono considerati come figli di categoria B, come una volta erano bambini nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio. Quindi qualcosa di un peccato, in quanto però la voglia e la genitorialità in generale non può essere un peccato, è un desiderio che provano quasi tutti gli esseri umani ed è normalissimo voler diventare genitori, quello che siamo. Infatti per noi il Pride è la possibilità di far vedere con le nostre magliette rosa, anzi fucsia, con le nostre bandiere, che noi esistiamo, noi portiamo tantissimi palloncini e anche soprattutto i nostri bambini in prima fila, per far vedere che noi ci siamo e siamo uguali a tutti gli altri. Come è diventata lei referente dell'associazione Arcobaleno, la sua storia? Allora, è una storia molto triste in verità, in quanto ho perso il lavoro e quindi avendo tanto tempo a disposizione ho deciso di dedicarmi al sociale, perché come socia di Famiglia Arcobaleno eravamo già da un bel po', da quando è nata la nostra piccolina, però ho sempre sentito la voglia di dare qualcosa di più e quindi avendo tempo a disposizione ho deciso di convogliare tutto questo tempo al sociale. Infatti sto cercando di fare il più possibile, soprattutto in questo momento che è molto importante per le nostre famiglie, perché effettivamente la visibilità adesso come adesso c'è. Lei ha figli, immagino? Assolutamente sì, ho una bambina di 7 anni. Allora, giusto perché prima l'abbiamo nominato, Mauro Mazza ha detto alla 7, definendo il Gay Pride una rassegna di volgarità e blasfemie, l'abbiamo nominata, quindi... Guardi, io penso Treviso ha già ospitato 2 Pride, sia nel 2016 che nel 2019, e penso che i cittadini stessi possano... Perché viene associata la volgarità al Pride, Michela? Cioè cerchiamo... perché poi... Non è mai stato al Pride. Secondo me quella persona là non è mai stata al Pride, come le altre persone, quelle che sparlano delle nostre famiglie, hanno l'immaginario che galoppa con la fantasia, in verità non hanno mai avuto a che fare con una famiglia LGBT, non hanno mai visto i nostri figli e non hanno mai visto la normalità che siamo. Probabilmente comunque tutto deriva dal fatto che il popolo LGBT è sicuramente un popolo allegro e quindi un popolo colorato, quindi se lei parteciperà, anzi spero, al Pride che ci sarà il 17 giugno, vedrà un popolo colorato, ci sarà musica. C'è bisogno di rivendicare qualcosa. Sì, c'è bisogno di rivendicare qualcosa e soprattutto c'è bisogno che i governi e anche le amministrazioni riconoscano, mettano in campo delle politiche per far crescere tutta la cittadinanza, proteggere da un lato, fare dei corsi di formazione, non so, nella carta di intenti si parla proprio di questo, fare dei corsi di formazione per, non so, per la polizia, creare come si può dire, delle politiche sanitarie, educative, sì, una cultura affinché non ci siano più discriminazioni, perché poi si parla tanto, torno al discorso del bullismo,
e siamo i primi, gli adulti, cioè quelli che tra l'altro legiferano a creare situazioni in cui il bullismo può prosperare. Invece cerchiamo di eliminare queste cose, cerchiamo di creare una società civile. Perché secondo voi è così importante che un'amministrazione comunale, io qui parlo di Treviso, ma insomma perché stiamo parlando dell'appuntamento del 17, noi abbiamo sentito l'amministrazione comunale, hanno confermato che il Pride del 17 non avrà il patrocinio del Comune di Treviso, ma ci hanno raccontato del dialogo importante e incessante che c'è da diverso tempo con le associazioni, e quindi un dialogo costruttivo, così l'hanno definito. Perché è così importante vedere il bollino di un'amministrazione comunale, un patrocinio? Ci racconti questa cosa, e anche per come dire, definire e dare corpo alla polemica della Regione del Lazio. No, allora, ci tengo a precisare che noi quest'anno non abbiamo richiesto il patrocinio, perché è importante questa cosa. Prima il patrocinio per un Pride, per le associazioni che lo costruiscono, è importante perché è un riconoscimento da parte anche della città, perché ovviamente il sindaco e l'amministrazione rappresentano la città. Questa carta di intenti adesso però per noi è diventata più importante, perché non è un impegno, ripeto, giornaliero, ma un impegno proprio dell'istituzione durante tutto il periodo in cui governerà. Quali sono i punti che in questa carta di intenti vi vedono più difficili nell'incontro, insomma, che in qualche modo si deve trovare con la città? Guardi, secondo me per le persone, io lo ripeto, non voglio essere offensiva, però persone diciamo normali, civili, penso che non ci sia nessun punto così particolarmente divisivo. Penso che sia stata scritta molto molto bene, e mi complimento anche con tutti i partecipanti a questo lavoro. È divisa questa carta di intenti in 10 sezioni che sono rivolte a, faccio un esempio, all'amministrazione, ai partiti, una sezione alla prefettura, un'altra sezione ai sindacati, e per ogni sezione vengono richiesti alcuni accorgimenti, perché poi in realtà sono accorgimenti, sono cose che in realtà, diciamo, delicatezze in più. Ci fa un esempio? Faccio un esempio, per esempio, gliela posso anche leggerle, se mi dà un secondo. Allora, intanto lei la cerca, io passo la palla un attimo di Irina. Sì. Questo dialogo che viene cercato anche attraverso questo tipo di strumenti è la vera sfida, cioè è da qui che bisogna partire, perché bisognerà dialogare anche con il centrodestra, è evidente, altrimenti... Ma anche con la destra radicale, perché il dialogo è la strada corretta verso il riconoscimento pieno dei diritti di ogni cittadino, ogni cittadina. Noi come la società LGBT siamo già discriminati di per sé, perché siamo considerati di minoranza. Basti pensare alle due mamme che non abitano a Padova, ma abitano magari in un paese dove regna la destra, oppure anche un paese governato da sinistra, ma di cui il sindaco o la sindaca non è particolarmente interessato ai diritti delle minoranze, e quindi questi due genitrici che hanno un figlio non hanno le stesse possibilità di quelle che sono residenti a Padova. Quindi siamo discriminati nella discriminazione stessa, e quindi abbiamo le famiglie che sono tra virgolette fortunati di avere una residenza giusta, e ci sono le famiglie che la maggior parte di altre famiglie che invece non hanno la stessa possibilità. E quindi noi come associazione già un anno fa, anzi più di un anno fa, abbiamo presentato un disegno di legge che prevede proprio il riconoscimento pieno di nostri figli nati nelle coppie omoaffettive, e che chiediamo anche a tutti i comuni che conosciamo, stiamo promuovendo l'adesione a una lettera di intenti per supportare le nostre famiglie. Che terreno avete trovato? Abbiamo trovato il terreno fertile, a dire il vero, perché anche laddove c'è la destra, al comune comunque loro non si chiudono completamente. Eventualmente si parano dietro le famose leggi, quindi l'assenza di una legge che prevede la possibilità di registrare i figli alla nascita. Allora loro non dicono no, loro dicono io seguo la legge. E infatti quando si dice che c'è una lacuna,
è perché davvero non esiste una legge che permette di registrare i figli alla nascita nelle coppie omoaffettive. È quello per cui stiamo combattendo. Michela, hai trovato... Sì, faccio un esempio, no? La sezione 1 è dedicata alle amministrazioni comunali e ai partiti, ci sono i primi punti che sono dedicati appunto al riconoscimento all'anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali, andando avanti. Ma oggi Treviso, al di là adesso della legge, lo faceva? C'era questo riconoscimento? No, perché anche qui c'è stato... No, anche se il sindaco Conte avrebbe detto che personalmente lui sarebbe per la registrazione, però tra dire e fare c'è di mezzo il mare. Quindi non c'è registrazione a Treviso? No, c'è stata. c'è una confusione fortissima tra registrazione e trascrizione oppure annotazione. La registrazione è quando due mamme partoriscono e il sindaco riconosce come figlia di due mamme o figlio. Quindi nella carta d'identità ci sono entrambi i nomi. Tutti e due genitori, esatto. Mentre quello che ha fatto il sindaco Conte è seguire un'ordinanza del Tribunale dei minori di Venezia che ha riconosciuto in seguito all'adozione nei casi particolari la seconda genitrice e quindi semplicemente ha fatto l'annotazione, la correzione dell'atto di nascita aggiungendo un secondo nome, quello che ha fatto, si chiama trascrizione. Sì, che poi per la registrazione in realtà ci vuole una legge nazionale, non è che ogni sindaco può decidere quando si sveglia la mattina, perché mi rendo conto anche al di là di quello che può pensare personalmente un sindaco che ci sia una legge nazionale a rispettare, quindi è il governo, il Parlamento a livello nazionale che deve prendere una decisione e legiferare in merito. Quindi lei dice la sinistra in anni di governo non è riuscita a fare una proposta di legge in questo senso? Però non ha fatto i danni che stanno facendo in qualche mese la destra, lo dico da donna di sinistra. Ci lega qualcosa? Sì, le faccio un esempio, stavo dicendo i primi punti, poi per dire la delicatezza comunque cose anche abbastanza ovvie. Promuovere, punto 5, promuovere attivamente anche attraverso la messa a disposizione di fondi, risorse e spazi, l'istituzione di centri antidiscriminazione, case rifugio per persone LGBTQ+, vittime di violenza e discriminazione, con una particolare attenzione alla necessità delle persone minorenni. Ecco, una cosa del genere noi la scriviamo in una carta intenti, ma dovrebbe esserci già in un paese civile. Siccome sappiamo che purtroppo tante volte anche gli amici mi dicono ancora questo Pride, ma ormai no, purtroppo le discriminazioni esistono, i ragazzi soprattutto minorenni hanno una difficoltà a parlare con i propri genitori. Tante volte i genitori sono persone tranquille, che capiscono, anche chiamiamole, che vivono in questa società, quindi non hanno nessun problema. Tante volte, purtroppo ancora adesso, si sente genitori che sbattono fuori i ragazzi ancora minorenni, li chiudono in casa, guardi, io non so se ha sentito ultimamente, è uscito anche sul giornale quel ragazzo che è stato non costretto, che è stato convinto a fare 3 anni di terapia riparativa, perché l'omosessualità si può guarire. Ecco, io penso che queste cose non si debbano, cioè debbano diventare storia. E la politica ha una responsabilità. Una grossissima responsabilità. Grazie per essere state con noi. Michela Neri, portavoce del coordinamento LGBTE. Prego, Michela. Posso ridire la data del Pride? Prego. Tanto per fare, 17 giugno, partirà alle 4 dalla stazione e si concluderà passando per Santa Maria Maggiore, concluderà a Prato Fiera. Mi raccomando, venite. Irina Sciaparava, referente famiglia Arcobaleno in Veneto. Grazie Irina per essere state con noi, insomma, per il vostro contributo in questa domenica. Andiamo in pubblicità, poi parleremo di un'estate che insomma, è bella per tanti, ma per le persone più fragili, disabili e anziani porta diverse difficoltà, soprattutto a causa della mancanza di operatori sociosanitari. Ne parliamo tra poco. Buongiorno, ben ritrovati, ancora buona domenica, prima edizione come sempre in diretta. Parlavamo dell'estate con il boom per il settore del terziario, ma un'estate che come sempre porta diverse difficoltà per le famiglie che hanno a carico un anziano, per le famiglie in cui esistono delle disabilità, e di questo vogliamo provare a parlarvi e lo facciamo con Giorgio Pavan, direttore ISRA in collegamento. Buongiorno Giorgio, grazie per essere con noi. Buongiorno. Grazie a voi.
E con Ivano Pillon del coordinamento delle associazioni disabilità di Treviso. Ivano, buongiorno. Buongiorno. Allora Ivano, parto da lei perché di recente c'è stata una riunione importante con il direttore Benazzi, con il direttore dei servizi sociali Rigoli, perché estate, ci sono le ferie e c'è il rischio che il personale che già è carente per i servizi alla disabilità venga a mancare totalmente. C'è il rischio reale che comunità che seguono ragazzi disabili possano chiudere? Sì, anche. E non è una cosa di poco conto, perché fino a quando parliamo di soggiorni estivi o vacanze è un fatto, e già quello diventa un problema perché per alcune realtà hanno dovuto rinunciare ai soggiorni estivi per mancanza di operatori. E in questo caso c'è una situazione particolare proprio in una comunità dove per cause normalissime, diciamo, di turnover di personale e poi delle cause che sono imputabili purtroppo alla Regione Veneto, la cattiva organizzazione della Regione Veneto di Azienda Zero, che hanno fatto 2 concorsi e hanno, io dico, non drenato ma rubato dal territorio 600 operatori sociosanitari. Una follia, perché li hanno portati via alle realtà socioassistenziali di tipo privato o convenzionato, privato convenzionato, ed è ovvio che qualsiasi operatore preferisce andare a lavorare nel pubblico prendendo più soldi, avendo meno responsabilità, avendo più tutele, piuttosto che lavorare in un pubblico, in non pubblico, in una realtà privata o comunque convenzionata, dove purtroppo gli stipendi sono molto più bassi, avendo carichi di lavoro anche più importanti. Quindi infermieri, operatori sociosanitari che oggi lavorano nel pubblico, prima lavoravano per le cooperative e servivano servizi del territorio che oggi sono carenti e sono introvabili, pare, no? Queste assolutamente, in questo caso specifico posso dire chiaramente perché parto da un presupposto: negli ultimi 3 anni non sono stati fatti corsi per operatori sociosanitari in numero adeguato alle necessità. E questo è un dato chiaramente arriva dalla Regione Veneto, non è che ci si inventa di fare i corsi. Mancando i corsi, sono mancanti anche gli operatori. A un certo punto Azienda Zero ha fatto questi 2 concorsi, ha portato via 600 operatori, poi il direttore Risra ci aggiornerà anche lui, perché penso che anche lui abbia gli stessi problemi, come tutti nel territorio. E sono mancati, è mancato quel cambio naturale. Quel cambio naturale non c'è più stato e ovviamente chi va a pagare le conseguenze sono quelli dove c'è un maggior carico e minori possibilità economiche. Minori possibilità economiche perché? Perché dovremmo andare a toccare anche questo. Dovremmo dire che la stessa persona che fa lo stesso lavoro, che sia nel pubblico o nel privato, dovrebbe percepire lo stesso stipendio. Purtroppo così non è. È l'Italia che funziona in questo modo. Tanto per dire, Regione Veneto non rispettiamo i LEA, i livelli essenziali di assistenza, per quanto riguarda, io sto parlando in questo caso di residenzialità di disabili, che sarebbero molto più alti, però i nuovi LEA sono stati approvati a livello nazionale nel 2017 e noi li abbiamo approvati parzialmente nel 22, nel gennaio 22. E siamo sotto di tantissimi soldi, per cui non c'è la possibilità di pagare in più, anche volendo, questi operatori, perché non ci sono i soldi che arrivano dal sistema. Di che differenza di stipendio stiamo parlando? Ma di 300-400 euro al mese. Che non sono pochi. E che non sono pochi, assolutamente. Direttore Pavan, che effetto le fa sentire le parole del collega Pillon, e immagino che è un tema che voi conosciate molto bene, no? Lei ci raccontava che insomma, anche all'estero lei sta facendo colloqui di lavoro. È ancora così la situazione rispetto a un mese fa, quando ci siamo sentiti? E intanto mi sembra una guerra tra poveri. Bravo. Perché, come dire, succede questo: ci sono le cooperative, ci sono le IPAB come le nostre e ci sono le aziende sanitarie. Allora il percorso è esattamente questo: uno viene assunto nelle cooperative, noi rubiamo gli operatori alle cooperative e le aziende sanitarie rubano a noi. Io ho fatto recentemente un concorso, 130 iscritti, di 130 iscritti 110 lavoravano già, quindi
stiamo parlando di fatto di trasferimento di persone da servizio all'altro. Non solo, l'azienda sanitaria allo stato attuale nei primi 4 mesi dell'anno ha praticamente drenato una cinquantina di persone all'ISRA, ogni anno sono circa 100, quindi e questo è un grande problema, quello del tema dei contratti ad esempio e del diritto che i lavoratori hanno, che è un diritto che deve essere esercitato a tutti i livelli. Questo è un primo problema. Un secondo problema è che la Regione Veneto non solo non ha fatto i corsi, il grande problema è che anche quando vengono fatti i corsi le persone non si iscrivono, nessuno vuole più fare i lavori di cura, soprattutto quelli diciamo più impegnativi della cura della persona. Questo è un dramma diciamo di valore sociale e poi devo dire anche che essendo calati il numero dei giovani presenti nel mondo del lavoro, il numero degli iscritti agli operatori sociosanitari è calato naturalmente, cioè è calato perché ci sono meno giovani ed è calato perché i giovani non hanno nessuna voglia di fare gli operatori sociosanitari o ancor meno gli infermieri. Detto questo, noi abbiamo una carenza veneta che si stima attorno alle 3.000 unità. Questo significa che se c'è nelle strutture per anziani qualche posto vuoto, non c'è perché non ci sono gli anziani. E qui apro una parentesi.Stanno venendo avanti valanghe di anziani non autosufficienti che fanno richiesta di entrare nelle strutture. A, non ci sono posti letto nelle strutture, B, non ci sono operatori e infermieri nelle strutture. È un dramma che deve trovare una soluzione di tipo politico. Noi stiamo organizzandoci, ad esempio, per avere la possibilità di fare dei contratti con l'estero, perché se non trovo qui in Italia o mando a casa i non autosufficienti o cerco altre soluzioni. Su questo la Regione dovrebbe aiutarci, diciamo, trovando una sorta di equipollenza tra percorsi di formazione, ad esempio del Perù, dell'Argentina, del Brasile, dove ci sono persone disponibili a venire a lavorare con noi. Ma non solo, bisogna anche per queste persone che vengono a darci una mano creare la possibilità di dare degli alloggi perché vorrebbero vivere come persone normali. Cosa ne pensa della figura del Superos? Perché ha fallito di fatto questa rivoluzione che era stata caldeggiata dalla Regione? Ma sembra una panacea, cioè il tema è che il Superos doveva andare a sostituire il problema che non ci sono infermieri, no? Ma adesso non abbiamo neppure operatori, cioè voglio dire, qui è il sistema che sta colando a picco, cioè non si rendono conto che qua bisogna prendere per le corna il toro e trovare delle soluzioni che sono in grado di reggere una situazione incredibile, cioè nella provincia di Treviso noi abbiamo 56.000 anziani non autosufficienti, 6.000 posti letto, 50.000 anziani nel territorio non autosufficienti. Cioè ci rendiamo conto che le famiglie non possono essere abbandonate a loro stesse e c'è bisogno di sviluppare una professionalità pagata di più, bisogna spendere più soldi per pagare di più gli operatori e per andare di più incontro alle famiglie che non ce la fanno più. Sapete perché? Perché l'Italia è sotto la media europea per la spesa sanitaria rispetto al PIL. Allora dobbiamo spendere di più e dobbiamo spendere meglio. Pillon, lei ci raccontava che c'è anche un problema di badanti, no? Nello specifico quando Pavan dice assistenza ci sono tantissimi anziani non autosufficienti in attesa, poi cercheremo anche di capire le liste d'attesa, insomma, di che cosa stiamo parlando, in attesa e hanno bisogno di essere accuditi, di essere seguiti, le famiglie non ce la fanno, le badanti non si trovano. No, non si trovano, lo posso dire per certezza perché nella ricerca di operatori sociosanitari che non ci sono, grazie all'aiuto anche della direzione della USL numero 2, abbiamo fatto più di 400 telefonate a operatori sociosanitari che ci hanno detto no grazie, sto bene dove sono perché prendo già di più, non me ne frega nulla di spostarmi. E da dove sono? Dove erano? Ma in tutto il territorio diciamo del Veneto perché era una graduatoria di 650 posti e ne abbiamo telefonato a quasi 400, cominciando dal centro poi allargando sempre di più a livello di chilometri. Operatori sociosanitari? Tutti operatori sociosanitari. Per l'urgenza abbiamo cercato di trovare anche badanti. Allora, a Treviso ci sono 4 agenzie di badanti, a parte il Tantam, quello che esiste da sempre, che da mesi sanno perfettamente dell'urgenza, della necessità impellente di trovare operatori e non abbiamo trovato nulla, zero completo. Cioè è una cosa folle. E non stiamo parlando che le badanti
le badanti in questo momento hanno un contratto di lavoro migliore degli operatori sociosanitari, se guardiamo alla fin fine. E diventa impossibile, cioè come si fa a gestire in nome per conto del servizio pubblico delle realtà sociali senza trovare operatori? Come farete con gli operatori che andranno in ferie delle comunità, ad esempio del Trevigiano? Allora qui dovremmo distinguere chi è riuscito ad avere poche uscite, perché tutti lamentiamo che ci sono carenza di personale, perché questi 600 operatori sono stati assunti da Azienda Zero, praticamente sono stati drenati, 2 da una parte e 1 da un'altra, chiaramente a seconda della graduatoria, no, del concorso. Però chi è stato fortunato che ne ha perso 1 o 2 solo riesce a sopperire con maggiori turni, con maggiore lavoro per quelli che sono rimasti. In questo caso, ad esempio, c'è una comunità che ha dovuto rinunciare completamente ai soggiorni estivi. Perché? Perché nell'arco di 60 giorni ci sono state 2 maternità, 2 malattie a lungo termine, 2 che sono stati assunti da Azienda Zero, 1 che ha cambiato lavoro, 7 persone. Come fai a fare i turni? Cioè, vuol dire che quelli che sono rimasti si licenzieranno perché dicono: io non posso lavorare 24 ore al giorno per questo. Ma come fai a sostituire queste persone? Questa è una situazione. L'altra situazione ancora più grave qual è? Ci sono situazioni in cui persone, ad esempio qui abbiamo Pavan, che conosce benissimo non solo l'Istituto GRIS di quanto riguarda gli anziani, ma anche il polo disabilità. Quest'anno nel polo disabilità 130-140 persone disabili non faranno i soggiorni estivi. È una follia, perché sono rinchiusi all'interno lì, e questa è un'altra, scusatemi la parola pesante, vergogna regionale, perché non si può paragonare le RSA anziani con le RSA disabili. Sono rinchiusi dentro in un carcere da 3 anni per colpa del Covid, ma lì nessuno ha più fatto distinzioni fra disabilità e anziani, si parla di RSA. Ho capito, ma una persona che ha 20 anni, 30 anni o 40 anni di età, che ha solamente il problema che è disabile, non è possibile che perché è all'interno di una RSA non possa uscire da quella RSA per prendere una boccata d'aria, tipo, sto parlando a Mogliano, dove abbiamo il polo disabilità, che è un parco meraviglioso. È impossibile questo, e questo è giustificato nella mancanza del personale. Ma non è possibile che le persone vengano recluse per mancanza di personale. Francamente stanno meglio i carcerati piuttosto che alcune tipologie di disabili nelle strutture. Invece di dargli un'assistenza, stiamo aspettando che muoiano. Questa è la realtà. Voi avete chiesto, immagino lei ha chiesto, ha battuto forte i pugni in regione, ci sono dei tavoli aperti, ci sono... In regione non veniamo ascoltati, siamo nessuno. C'è da dire, la regione non si sa, noi vediamo in televisione la regione, però la regione non ci contatta, non esistiamo. Gli unici contatti che abbiamo, reali, concreti, sono con la direzione dell'ULSS di Treviso, con il direttore Francesco Benazzi, con il direttore con Dottor Rigoli. Con loro abbiamo interlocuzione. Per quanto riguarda invece la regione... Dialogo difficile. No, non esiste, non è difficile. Pavan, l'estate dei più fragili è l'estate degli anziani, soggiorni che non si possono fare, siete anche voi in questa situazione? Nel nostro caso, insomma, c'è uno studio nazionale che dice che sono in rapporto, si spende di più per giornata di degenza di carcerato che di non autosufficiente. Questo dà la misura, diciamo così, della cosa, non per togliere i diritti del carcerato ovviamente, ma per dare il senso di quanti diritti vengono tolti ai disabili e agli anziani non autosufficienti. Per quanto riguarda l'estate è calda, ma io penso non solo all'estate calda, che nelle nostre strutture per fortuna climatizzate è anche fresca, ma mi vengono in mente tutte quelle situazioni drammatiche a domicilio che non riescono a trovare una soluzione. Qui il problema non è solo che saltano ferie, eccetera, per forza di cose, ma saltano le famiglie, perché le famiglie che non riescono a trovare respiro. Io so di persone di Treviso che cercano soluzioni a Vittorio Veneto, a Belluno, a Conegliano. Cioè, è mai possibile che ci sia una condizione di questo tipo? È un dramma soprattutto, sì, per gli operatori cercheremo di fare il possibile, ma è un dramma soprattutto per le famiglie che non sanno più
dove sbattere la testa? Ha detto trovate un imposto a pagamento, senza convenzione, mettete i letti a castello, eccetera, eccetera. È un dramma. Di che tempi stiamo parlando come liste d'attesa, Pavan? Beh, insomma, sono 1000 persone in lista d'attesa, lei capirà, siccome sono legate allo Spirito Santo, ma il problema non è solo la lista d'attesa, quello che non si riesce a capire è che il trend di invecchiamento è così tale da fare in modo che le persone che per natura, diciamo, vengono meno, a fronte dei decessi, come dire, muoiono 10 persone e ce ne sono 14 nuovi in graduatoria. Cioè non si riesce a capire questo, capito? E sarà così sino al 2050, ma ce lo dicevano 30 anni fa i demografi, non ce lo dicono adesso, 30 anni fa, e non c'è Covid che tenga, si diceva andranno tutti via, eccetera, eccetera. Non è così. Non è così, perché il trend di invecchiamento è chiaro. Una cosa che voglio ricordare è che noi oggi che gestiamo risorse umane, persone, patrimonio, capitale umano che lavora nella cura, dobbiamo investire molto su queste persone. Vale a dire che 3 anni di Covid hanno svuotato di fatto le persone che fanno questo mestiere, diciamo, della forza necessaria per continuare a farlo bene. E allora investire su di loro in questo momento è strategico. Ripartiamo dall'assistenza, ripartiamo dai valori dell'assistenza e cerchiamo di fare in modo che non siano solo i soldi, anche i soldi, ma anche il tipo di vita, il tipo di lavoro, il tipo di scelta che le persone umanamente fanno. Grazie Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA, grazie Ivano Pillon, presidente del coordinamento delle associazioni disabilità, per essere stati con noi. A questo proposito mi collego subito con il nostro Lorenzo Maier, perché oggi c'è il gran finale per Special Olympics Italia. Lorenzo, allora Ivano resta qui con noi, vi facciamo vedere le immagini. Buongiorno Lorenzo, che competizione è? È una competizione molto importante, perché ieri sera sono suonate forti le parole al Palazzo del Cinema, dove si è tenuta la cerimonia inaugurale con la fiaccola. Fa che io possa vincere, ma che se non ci dovessi riuscire, che io possa comunque lottare con tutte le mie forze. Questo è il testo del giuramento internazionale degli Special Olympics e degli atleti, perché questa manifestazione, che come dicevi giustamente tu da studio è tornata in grande stile in questi giorni, venerdì, sabato e domenica a Venezia, punta molto sullo sport, sul valore sportivo, ma anche sull'inclusione e sulla piena integrazione. A questo proposito questa mattina è stata molto bella, perché all'interno di una manifestazione nazionale di nuoto, la terza edizione del Venice Open Nuoto, hanno gareggiato anche gli atleti di Special Olympics, non in una categoria a parte, ma insieme ad atleti cosiddetti normodotati. Quindi 3 giorni molto significativi. Peccato ieri per la pioggia, che ha un po' rovinato la cerimonia di apertura, ma che si doveva svolgere all'esterno. Non tutto il mare viene per nuocere, perché gli atleti, visto il maltempo, hanno avuto così l'onore di poter calcare la sala grande del Palazzo del Cinema, dove, come sappiamo, ogni anno vengono premiati i divi di Hollywood. Grazie al nostro Lorenzo, puntualmente segue tutto il veneziano per questo collegamento. Noi dobbiamo chiudere, l'informazione torna questa sera a partire dalle 19:30 con TG Treviso. Come sempre in chiusura siamo alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. L'alta pressione fa fatica a consolidarsi sull'Italia e quindi proseguiranno giornate all'insegna della variabilità. Il dettaglio di domenica 11 giugno. Sul Veneto avremo schiarite anche ampie, verso pomeriggio però locali annuvolamenti con precipitazioni sui monti, localmente fin verso le pianure limitrofe, ma insomma si tratterà di episodi temporaleschi in linea con la stagione. Temperature stazionarie minime tra 16 e 18 gradi, massime tra 25 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo in genere poco nuvoloso. Sarà probabile qualche addensamento sui rilievi al pomeriggio con isolati piovaschi.
Temperature minime sui 16-19 gradi, massime sui 27-29 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza di sole e nubi con temporali sparsi. Temperature minime intorno ai 16-19 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.